Sono le 12 in punto quando Angelo Scola fa il suo ingresso in una sala del Tintoretto del Patriarcato di Venezia affollata come mai prima per fare un annuncio da tempo atteso ma ora ufficiale. Il Papa lo ha nominato nuovo arcivescovo di Milano al posto di Dionigi Tettamanzi. Vi dirò semplicemente che ho accolto in obbedienza la decisione del Papa perché è il Papa. Con sincerità devo riconoscere che in questo momento il mio cuore è un po' travagliato. Scola era visibilmente commosso, orgoglioso per un nuovo incarico così importante e difficile, ma dispiaciuto per dover lasciare una diocesi che sentiva sua dopo 10 anni di impegno. E il dolore per il distacco da voi, che per dirlo con l'Apostolo Paolo mi siete diventati cari. Dall'altra mi aspetta la Chiesa di Milano, quella in cui sono stato svezzato contemporaneamente alla vita e alla fede. Scola ha ricordato come poche settimane fa anche Monsignor Beniamino Pizziol abbia lasciato Venezia in quanto nominato vescovo di Vicenza. Di primo acchito queste partenze potrebbero creare un qualche sconcerto, eppure esaminate le cose con realismo della fede, il popolo cristiano e il presbiterio veneziano sono garanzia di un futuro carico di speranza. Scola sarà amministratore apostolico con le facoltà di vescovo diocesano fino al 7 settembre. Ha aggiunto poi di aver chiesto che in seguito la carica sia in capo a Monsignor Beniamino Pizziol fino alla nomina del nuovo patriarca. Scola ha poi ricevuto un lungo applauso e il saluto delle autorità istituzionali, religiose e politiche convenute in patriarcato per questa occasione.